Buongiorno a tutti e benvenuti nella Casa dei Veneti, Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, Assemblea legislativa. Innanzitutto scusatemi, ma sarò molto emozionato oggi perché siamo qui a presentare il palio della mia città, il palio di Montebelluna, e quindi capirete insomma che anche e soprattutto in questo nuovo ruolo per me è da una parte una novità e dall'altra, come vi dicevo, appunto un'emozione, perché io che conosco e ho servito la mia città Montebelluna come amministratore locale e ho vissuto insomma tutte le fasi del palio sia come volontario che come amministratore, capirete insomma che essere qui e presentarlo a tutti i veneti da questa che è la sede più importante di Venezia e della regione del Veneto è sicuramente fonte d'orgoglio e soprattutto anche di gratitudine per tutti voi che quotidianamente lavorate perché questa manifestazione sia sempre più importante. Parto dai ringraziamenti. Allora, parto innanzitutto dai ringraziamenti e dai saluti. Saluto e ringrazio il mio carissimo amico di cui sono stato vice fino a qualche tempo fa, devo dire un po' mi manca, e glielo dico qui davanti a tutti, che è il sindaco Adalberto Bordin, e insieme a lui ovviamente l'assessore Varaschina, assessore alla cultura, l'assessore Gaetano Innocente, l'assessore all'ambiente, il consigliere comunale Giovanni Mondin e l'assessore allo sport Andrea Marin. Li saluto e ringrazio perché insomma sono anche loro su questa manifestazione, non solo sul pezzo ma sono al fianco di questa manifestazione. Ringrazio e saluto Dino Bottin, presidente dell'Ente Palio di Montebelluna, che sta facendo un ottimo lavoro, un grandissimo lavoro, e insieme a lui tutti i volontari che animano, come dicevo prima, questo palio, perché il palio si tiene in quest'anno dall'1 al 7 di settembre, ma il palio a Montebelluna dura tutto l'anno, quindi grazie a tutti i volontari, grazie a tutte le contrade e grazie non solo a quelli che sono qui, ma a tutti quelli che appunto stanno lavorando. Vedo qui tra l'altro in primissima fila Elvio Simonato, che è anima storica, no, del gruppo Selese, che sono stati, come dire, i promotori e direi gli ideatori di questo splendido palio. Il palio di Montebelluna nasce nel 1990, siamo alla 36esima edizione e devo ringraziare ovviamente tutti i presidenti che si sono succeduti in questi anni e che hanno reso questa manifestazione non solo un fiore all'occhiello del nostro territorio, della Marca Trevigiana, ma da montebellunese il palio più importante della Marca Trevigiana e uno tra i più importanti della regione del Veneto. Presentarlo qui in Consiglio regionale per la prima volta non solo dà dignità ma dà lustro a questo palio che è diventato, come dire, un emblema identitario della nostra città e della nostra realtà, del nostro territorio. Come vi dicevo, a Montebelluna il palio è emozione, il palio è vivacità, il palio è sport, il palio è volontariato, il palio è soprattutto comunità. Vedete, qui ci sono gli stendardi delle 11 contrade che si sfidano durante il palio. Dietro questi stendardi ci sono tantissime persone, tantissimi ragazzi, tantissime ragazzi. Il palio di Montebelluna è non solo il palio della domenica, ma è anche per esempio il palio femminile, che ormai negli ultimi anni ha davvero preso sempre più importanza e ringrazio tutte le atlete che si mettono sempre a disposizione. È anche il mercatino, è anche ovviamente la sfida delle damigelle, è tantissimo. E la nostra città in quella settimana si ferma e condivide, è sì una sfida tra contrade, ognuno di noi appartiene ad una contrada, tutti sanno che a Montebelluna io sono di Contea, i miei colori sono giallo-neri e come me tantissimi altri hanno ovviamente la propria contrada e i propri colori. Le contrade, come dire, che si sfidano sono, come vi dicevo, 11 e sono appunto la contrada di Biadene,
la contrada di Busta, la contrada di Caonada, la contrada del centro, la contrada di Contea, la contrada di Guarda, la contrada di Mercato Vecchio, la contrada di Pederiva, di Posmon, di San Gaetano e di Sant'Andrea. Chiedo adesso di avvicinarsi al sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. Qui. Per ovviamente portare i saluti della città e ovviamente dell'amministrazione comunale, di cui mi onoro di aver fatto parte. Allora, buongiorno a tutti, un affettuoso saluto a Claudio, ha parlato di amicizia e sono assolutamente d'accordo con lui, e credetemi che non è banale trovare delle persone con cui condividere un percorso. Credo non abbiamo mai litigato, sinceramente, quindi veramente, pur, essendo due precisini, devo dire la verità, siamo sempre andati d'amore e d'accordo, e quindi ti ringrazio a maggior ragione per avermi invitato e per averci invitati tutti a questa manifestazione. Voglio anche ringraziare il Presidente Stefani, che è passato a salutarci, il consigliere Riccardo Barbisan, cose non scontate, e voglio ringraziare il Presidente Dino Bottin e anche Monica Guarnier, che danno una mano, ma oltre alla mano credo diano veramente il cuore per questa città. Saluto l'assessore Varaschin, l'assessore Marin, l'assessore Innocente, il consigliere Giovanni Mondin, ma soprattutto saluto tutti voi, perché il Palio, prima ancora di essere fatto dall'amministrazione o realizzato o dall'ente Palio, è realizzato dalle contrade, punto. Contrade che, come possiamo notare, insomma, basta guardarci attorno, sono composte da tutto l'arco generazionale montebellunese, altra cosa che non do assolutamente per scontata, ovvero sapete meglio di me che è una manifestazione che non coinvolge persone mature o solo giovani o persone di mezza età, veramente coinvolge tutti quanti. Da cittadino noto anche il sempre maggior coinvolgimento di giovani e di donne e ragazze, e questa è una cosa, un evento che non porta con sé l'entusiasmo o un'atmosfera di felicità, a mio modesto avviso, e lo dico sempre da cittadino, è un evento che è destinato a fallire. Il Palio di Montebelluna, almeno io così lo vivo, è una cosa che mi mette il sorriso, non mi mette il sorriso solo alla domenica, mi mette il sorriso quando vado alle presentazioni delle squadre, quando vedo le squadre allenarsi, perché comunque porta con sé anche l'arrivo dell'estate dentro la mia testa, quindi le contrade cominciano ad allenarsi, finalmente passa il freddo becco e finalmente possiamo anche magari toglierci la giacca. Un lungo percorso che comincia, come ha ricordato Claudio, con il gruppo dei Selese, con Gino Gaffo, con alcune persone che oggi non ci sono più, ma che mi sento in dovere anche di ricordare, perché se siamo qui è anche grazie a loro. Voglio dire altre due cose. Prima Monica mi ricordava del mio intervento fatto in video, dove parlavo della famosa raganella che mio padre mi aveva comprato, penso fosse la prima o seconda edizione, firmata da Dino Venturini, credo, e faccio fatica a non riprenderla perché lì c'è tutto il significato del comunque aver vissuto per tutte queste fasi della mia esistenza da montebellunese questo appuntamento fisso, quindi da bambino alla prima edizione fino ad oggi, dove sinceramente, scusatemi, non avrei mai pensato dentro la mia testa di portare il saluto della città nella sede del Consiglio regionale del Veneto riguardante il Palio. Potrete capire che non è solo Claudio l'unico ad essere emozionato, ma lo sono anch'io. Concludo con quello che ho detto prima, però lo voglio approfondire. Un ringraziamento va a chi? A tutti i livelli. Si dà da fare all'interno dell'ente Palio,
all'interno delle contrade, magari anche ufficiosamente collaborando anche solo 5 minuti con una contrada, perché dobbiamo sempre ricordarci, e lo ripeto sempre, ma è la verità, che il tempo è l'unico bene che non ci può essere restituito. Il nostro tempo è limitato e quindi quando decidiamo di dedicarlo agli altri significa automaticamente che non lo dedichiamo più al nostro lavoro, alle nostre passioni, al nostro tempo libero, ai nostri affetti. Cosa comporta? In una società in cui meno fai, più tempo hai, ovviamente, più tempo hai anche per criticare. Quindi io voglio ringraziarvi con il cuore, vi chiedo di estendere questo ringraziamento veramente a tutti i componenti delle contrade dell'Ente Palio, perché queste sono iniziative che sono possibili solamente quando ognuno di noi è un tassello del mosaico e come amministrazione non è l'unico caso in cui operiamo in questo modo, perché l'amministrazione non è mai staccata dalla cittadinanza, ma deve stare in mezzo alla cittadinanza e collaborare in tutto e per tutto con la cittadinanza. Quest'anno abbiamo anche aumentato il contributo all'ente proprio perché deve essere una festa che fa bene alla salute, perché il Palio di Montebelluna fa bene alla nostra cittadinanza perché crea quel senso di cui Claudio diceva in precedenza, quel senso di comunità di cui al giorno d'oggi ne abbiamo sempre bisogno. Grazie di cuore. Grazie Adalberto. Come diceva appunto il sindaco, prima è passato il presidente della regione del Veneto, Alberto Stefani, e ci ha promesso che una serata la passerà con noi dall'1 al 7 di settembre. Parlo direttamente a chi adesso ci sta ascoltando, no? Perché noi qui sappiamo benissimo come funziona e che si sta chiedendo, ma prima ovviamente di far vedere il video, che cos'è il Palio di Montebelluna, come funziona, no? Perché è una delle domande che sicuramente qualcuno si sta ponendo. Allora, come vi dicevo, nasce nel 1990, 36esima edizione, molto semplice. C'è un carro di 380 kg, ci sono 11 contrade che si sfidano a tempo, si parte dal municipio e si arriva a Piazza Colonna, Mercato Vecchio, un percorso in salita. Ci sono 5 atleti che a metà del percorso poi cambiano e quindi tutta la contrada che a bordo strada, insieme ai tantissimi e numerosissimi spettatori che in quella settimana e soprattutto nella domenica e anche quando c'è il palio femminile, partecipano, animano e ovviamente festeggiano con gli atleti. Questo è il Palio di Montebelluna. Per noi montebellunesi quella settimana è sacra, si ferma tutto, si parla solo di palio e ognuno veste i colori della propria contrada. Per cui, per spiegare meglio tutto questo, hanno realizzato un bellissimo video che adesso andiamo a vedere. Beh, che dire, il Palio del Vecchio Mercato l'ho visto nascere. Tutto è partito nel 1990, è una gara nata un po' per scherzo. Marco Montagnier, Paolo Pellizzari. Fin da subito è stato qualcosa in più, un legame fra le contrade, una sfida che li metteva uno contro l'altro. In fondo le riuniva tutte. Anno dopo anno il Palio è cresciuto, da semplice festa di paese a un evento regionale. Sono cambiate le persone, i volti e i tempi e anche lo spirito. È maturato, si è fortificato. Eccole qua, sono due ventissime, forza ragazze! Nel 2019 è arrivato il Palio femminile. E da lì, ancora una volta, Montebelluna ha dimostrato di saper guardare avanti, senza dimenticare le proprie radici. E oggi, dopo 35 anni, quel sogno continua a correre.
Il Palio è il momento dell'anno in cui, anche se nella vita di tutti i giorni, come tutti noi, abbiamo i nostri problemi, le nostre responsabilità, è quel momento in cui comunque vai in giro sempre con il sorriso, quel sorriso è spontaneo proprio perché ti capita di conoscere un sacco di persone, ma anche di rincontrare persone che non vedevi da un sacco di tempo e che ti sembra di aver incontrato ieri. Saluto da parte del primo cittadino di Montebelluna. Complimenti a Salernitano. Per me è una cosa bellissima, anzi a me personalmente sono andato alla fine a ringraziare Gino Gaffo, non avevo un periodo tanto bello e invece mi ha fatto passare tutto. Il pozzo di Bosmon, il castagno La consegna delle chiavi della città al presidente dell'Ente Palio è uno dei gesti più importanti, gesto simbolico ma anche molto emotivo, perché l'atmosfera che si respira durante il Palio è un'atmosfera veramente di cordiale comunità, quindi è diventare un tutt'uno dell'amministrazione comunale con l'Ente Palio e con chiunque sia partecipante in maniera attiva o passiva durante il Palio. Noi abbiamo ancora l'età, sono i ragazzi che vogliono farla a tutti i costi, ma le contrade sono caricate al massimo. Forza ragazze, manca veramente poco, siamo 5:07, incredibile, 20 metri sigo all'arrivo, poi il carro di La cosa più importante, secondo me, che si è verificata proprio dal primo Palio e in avanti sempre di più, che le frazioni di Montebelluna che vivevano isolate hanno creato insieme la comunità, cioè è nata la comunità di Montebelluna con il Palio.
io voglio ringraziare delle persone che alla nostra città hanno veramente dato tantissimo. Voglio ringraziare Lalo, Gino, Piero, perché attraverso un'idea nata per fare qualcosa per la loro comunità siamo arrivati a celebrare questo evento che è di portata quantomeno regionale, e voglio ringraziarli anche perché io ho avuto modo di seguire da bambino le prime edizioni del Palio e conservo ancora gelosamente dei cimeli, le famose raganelle con tanto di autografi che sono dei ricordi veramente importanti. E come puoi notare, anche in questo caso il sorriso nasce spontaneo ed è questa l'atmosfera del Palio, quindi grazie veramente. Devo dire che è veramente un video che è un capolavoro, complimenti a chi l'ha realizzato perché è stato davvero bellissimo. Ci tenevo a ringraziare soprattutto anche, visto che non l'abbiamo fatto prima, i tantissimi sponsor, perché come sapete un Palio, come dire, ha un costo, costi ovviamente importanti, e grazie a tutti gli sponsor del territorio che contribuiscono con proprie risorse alla realizzazione di questo Palio va ovviamente il nostro ringraziamento e la nostra affezione. Lascerei la parola al presentatore della giornata, Francesco Tortomasi. Sentite adesso? Ok, grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio come prima cosa Claudio, il nostro consigliere regionale Claudio Borgia, che ci ha accolto, come ricordava prima, nella Casa dei Veneti. Ed è un'emozione che per me parlare qui davanti a voi, perché comunque è la prima volta che il Palio in 36 anni di storia viene presentato in regione e, come dicevamo, da semplice festa cittadina è diventato, come ricordava anche il sindaco nel video, quantomeno a livello regionale, ma oserei dire anche a livello nazionale, perché comunque, come vedevamo anche con Marco, responsabile comunicazione, il Palio è visto anche oltre regione e anche oltre il confine italiano, quindi questa è una grande soddisfazione. Infatti ci sarà anche una collaborazione che vedremo anche con il presidente Bottini e con i Trevigiani nel mondo, e è un orgoglio perché quello che vuole rappresentare il Palio quest'anno è il Palio e il suo territorio, come ricorda il Presidente, per valorizzare il proprio territorio. È la festa di Montebelluna, che rievoca il proprio passato, ma che guarda però al suo futuro anche, perché come vedremo tra pochissimo ci sono tante innovazioni per il Palio, sia a livello comunicativo sia a livello anche di eventi. Cosa rappresenta il Palio per Montebelluna? Rappresenta la propria festa dell'anno in cui la comunità si avvicina e ce lo racconterà meglio tra pochissimo Elvio Simonato, che è parte dei Selese, che è quel gruppo che ha fondato il Palio del Vecchio Mercato. Adesso abbiamo preparato delle slide, come vediamo qua ci sono... Questa è rappresentato uno dei primi drappi, perché una cosa che contraddistingue il nostro Palio, appunto, ogni anno viene consegnato un drappo diverso fatto da un artista diverso che viene consegnato alla squadra vincitrice. Vanno avanti le slide. Non funziona, mi sa. Eccolo qua. Ecco. Come anticipava giustamente anche prima Claudio, il consigliere regionale diceva appunto che è una festa che rievoca le radici di Montebelluna, nasce nel 1990 e qui vediamo anche delle foto storiche, addirittura all'inizio si correva con le maniche lunghe, adesso invece gli atleti sono veramente degli atleti, perché comunque lo sforzo è, come abbiamo visto anche nel video prima, uno sforzo immane che porta
a portare appunto il proprio corpo allo stremo delle forze. Si parte da una storia, la foto che vedete dietro è il gruppo dei Selese, il gruppo che ha fondato il Palio nel 1990 portandolo ad oggi. Quindi inviterei vicino a me Elvio Simonato, che è parte dei Selese, che ci dà un saluto e un piccolo aneddoto del passato del Palio. Buongiorno a tutti. Ecco, non mi riconoscevo neanch'io tra questa folla. Scusate, non mi riconoscevo. Comunque ci sono nel gruppo dei Selese, quelli che hanno creato il Palio del Vecchio Mercato. A differenza di quello che si pensa, parte della nostra storia per creare questa iniziativa l'abbiamo ricavata dal fatto che già ai fini del 700-800 esisteva un palio a Montebelluna, cosa che pochi conoscono, e che è stato ripreso, mi sembra, in un certo momento storico che non ricordo più, è stato ripreso per un solo anno facendo correre una gara di cavalli attorno a quello che è l'attuale circuito delle catene, come si può definire, di Piazza Negrelli, dell'attuale Piazza Negrelli. Poi per ragioni ignote anche questo è stato cancellato dai nostri ricordi. Noi abbiamo ripreso queste iniziative perché? Perché esisteva già il Palio di Feltre, esistevano altri palli, però volevamo un palio nostro, ricavando da una serie di identificazioni e soprattutto i Selese da compagnie e tradizioni, per cui cene, feste, premiazioni ai ristoranti, ha deciso di dedicare un po' anche alla cultura di Montebelluna il proprio tempo. E da così è nato il primo palio del Vecchio Mercato. Il palio del primo mercato che ha avuto 10 anni di manifestazioni, e vorrei ricordare in queste manifestazioni alcune figure. La figura è Ciccio Martinazzo, che è stato quello che ha curato tutti i palli, perché a differenza è un drappo, però la rappresentazione dei palli è questo, è l'immagine del palio vero e proprio, quello che adesso sono tutti depositati in municipio. Ricordo questa figura perché non era tanto facile trovare artisti che non volessero essere pagati. Il primo artista è stato uno famoso a Montebelluna, che era la Stefani. E un'altra persona che vorrei ricordare è Piero della Terrazza. Vorrei che al mio posto ci fosse lui, perché Piero della Terrazza è stato il vero regista dei primi 10 palli del Vecchio Mercato. Piero, che io ho sempre definito un rivoluzionario, perché ha portato a Montebelluna delle cose eccezionali. Vorrei ricordare a tutti i fuochi sul campanile della Chiesa Vecchia, una cosa eccezionale, dal campanile che cadevano questi colori, questa meraviglia. E poi la serata piena di emozioni sotto le stelle, nel cimitero abbandonato di Santa Maria in Colle, che Piero mi ha portato. Dai che andiamo a vedere, facciamo, dai, nel giro di 15 giorni tutto organizzato, e tra le ossa che siamo andati a spostare e ributtare nelle tombe, perché allora era proprio veramente disabitata, abbiamo creato una festa che si chiamava Sotto le Stelle. E poi gli aquiloni di Montebelluna, gli aquiloni che viaggiavano sottili sotto il vento, al centro di Montebelluna, le anguri in pescheria, vi ricordate, che hanno rinfrescato tutte le notti afose dei montebellunesi. E devo dire che di Piero, quando abbiamo fatto i 70 anni del suo, ho ricordato almeno 82 cose che lui aveva fatto per Montebelluna. È stato un vero istrione. Io lo ringrazio perché l'anima di tutti i palli, gli altri sono stati solo gregari, compreso io. L'ho aiutato e come
la sua figura emerge su tutti. E lo ringrazio ancora. Però qui finisce l'avventura dei Selese e inizia una nuova storia. Nel 2000 mi chiama Lalo Zafaina, allora sindaco di Montebelluna e primo presidente dei Selese, e mi dice: il Palio non deve morire, vuoi fare parte di una nuova squadra? E io ricomincio una nuova avventura con nuovi registi, nuovi attori, e nasce così quello che è l'Ente Palio, che è questo che noi tutti viviamo. L'Ente Palio che ha una caratteristica di aver dato un'apertura straordinaria alla partecipazione, che allora si chiamavano quartieri e oggi contrade, implicando direttamente, in quel momento erano i 4 rappresentanti, nella evoluzione del Palio, nella costruzione del Palio. Perciò il mercatino, come si dice, la presentazione storica, tutte queste cose, è stata proprio una creazione dettata da questa nuova partecipazione. I rappresentanti, ve l'ho detto, e nell'11° Palio viene chiamato a presiederlo come nuova istituzione Silvano Sartor, e io faccio parte della segreteria dell'organizzazione, perché si doveva ricominciare tutto sotto capo, chiaramente insieme col comune e le altre istituzioni. Poi durante quest'anno viene inserito anche, vi ricordate, anno 2000, si passa dalla lira all'euro, l'Europalio. Abbiamo creato, ricordate tutti, le grandi competizioni del sabato, quando sono arrivati giù i finlandesi che hanno stracciato tutti i montebellunesi con dei record strepitosi. Comunque poi le cose non sono andate come avevamo prefissato per l'Europalio, questa è un'altra storia che parleremo. Io voglio ringraziarvi tutti perché mi avete invitato, e per tutti per la loro disponibilità che hanno dimostrato in questi decenni. Voglio ringraziare gli illustri ospiti e organizzatori presenti, il presidente, in particolare il presidente del Palio, Dino Bottin, che è sempre un po' nascosto, però devo riconoscere che è un'anima straordinaria e ha fatto rinascere il Palio come noi l'avevamo pensato. Questi sono impegnati da molti mesi a organizzare i 36 Pali del vecchio mercato, e devo dire con la stessa passione e lo stesso impegno del primo Palio organizzato dai Selese. Un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere alle istituzioni regionali, in particolare al consigliere Borgia, montebellunese, per il sostegno concreto a questa iniziativa. Un grazie a tutti. Questo è il simbolo del primo Palio di Montebelluna, 2 mani che si stringono, e questo è stato un segnale molto positivo, perché anche i quartieri cominciassero a stringersi le mani, come già ha ripetuto il sindaco ed altri, e si iniziasse una nuova storia anche nella vita di Montebelluna. Grazie. Grazie mille Elvio. Chiedo se possiamo andare avanti con le slide, perché mi sa che non funziona. Ecco, come ricordava prima il consigliere Borgia, queste sono le 11 contrade che si contendono ogni anno il Palio, le abbiamo viste prima, andiamo pure avanti con le prossime. Eccolo qua, questo è il percorso, 1990 metri di pura fatica, perché è una salita, specialmente nel primo tratto che porta a Santa Maria in Colle, veramente, veramente importante come pendenza. Ecco, il Palio maschile si svolge su tutto il percorso, mentre il Palio femminile arriva, come vedevamo prima, alla chiesa di Santa Maria in Colle. Ci sono le gare previste per la 36esima edizione, al sabato il Palio femminile, alla domenica il Palio maschile, e il tutto sarà trasmesso in diretta televisiva su Antenna 3, sui nostri canali. Quest'anno, oltre ad Antenna 3 il sito internet e YouTube, come vedremo tra poco, è stata creata l'app del Palio,
dove appunto si può vedere la diretta ovunque voi siate. Questi sono i drappi di quest'anno. Ringraziamo gli artisti Alida Spiranek e Ide Bresolini e Giancarlo Poloni che hanno realizzato invece il drappo femminile, e questi sono appunto i drappi che verranno consegnati alle squadre vincitrici quest'anno. Andiamo avanti pure. Il Palio del Vecchio Mercato appunto nasce come il Palio del Vecchio Mercato come gara maschile, ma la Linfa Vitale l'ha data il Palio femminile, che dal 2019 è, diciamo, quasi, anzi senza il quasi, più competitivo e più interessante del Palio maschile. Il Biadene l'anno scorso ha stabilito il record ed è appunto anche la detentrice. La detentrice invece del drappo è il Centro per quanto riguarda il Palio maschile. Il record risale al 1993, il Dream Team di Busta che conserva gelosamente il 90024 che è il record del percorso. Andiamo pure avanti. E adesso, per continuare la nostra presentazione e per il programma, chiamo il presidente dell'Ente Palio, Dino Bottini. Io intanto ringrazio perché siete riusciti un po' a commuovermi per le parole di stima che avete usato nei miei confronti. Io sono un presidente forse un po' anomalo. Amo il Palio, amo la città di Montebelluna, amo le cose semplici, belle, che fanno portare serenità alla nostra gente e al nostro territorio. Parlare del Palio è stato già il video, una dimostrazione di cosa significano quei 6 giorni, perché è facile dire Palio, ma dietro c'è una montagna organizzativa che io solo non posso fare. E se io potessi descrivere l'Ente Palio è proprio quello che loro spingono fin su a Mercato Vecchio, cioè è un carro e io sono il stanghista di questo carro. La mia responsabilità è di dirigere e pilotare questo ente, l'Ente Palio, ma se non avessi dietro chi spinge il carro, signori miei, io lassù non ci arriverei mai. Quindi, diversamente dalla sua nascita nel 1990, e corro anche un attimo su questo, il programma del Palio va sempre in difesa della sua rievocazione storica, quindi chi vuole venire venga il mercoledì sera a vedere le damigelle con uno spettacolo che racconta la storia di Montebelluna, perché dobbiamo leggere le damigelle al Palio. Venga il sabato al mercatino che rievoca proprio perché siamo là, di questo mercato che è la nascita della città alpiano. La domenica venite alle 3 lungo il percorso, 3 e mezza, che parte una sfilata immensa perché oltre 1000 persone, comprese tutti i Pali anche dei territori che sono ospiti in quel momento dove le contrade anche lì concorrono e si fanno raccontare un aneddoto, una storia in particolare della città. Poi le gare le avete viste, io non entro in merito. La fortuna è diversa nel 1990 che oggi abbiamo la tecnologia che Francesco un po' ha citato. E quindi è una tecnologia che ci permette di comunicare, poi lo vedrete. Invito qui con me un attimo Eddie Ciascato perché da quando sono entrato ho creato un attimino questo carro con 2 direzioni. Uno è la difesa giustamente detta dal sindaco che il Palio è delle contrade, quindi la sua manifestazione. L'altra, proprio in riferimento di dove siamo oggi, siccome siamo grandi, siamo cresciuti e abbiamo questa rappresentanza provinciale, per non dire regionale, dovevamo anche caricarci una responsabilità di rappresentare il territorio nelle sue tradizioni. Ed ecco perché è nato il Palio del territorio. Ecco perché a fianco a me c'è chi spinge il carro nella parte perché voi venendo al Palio venite a gustare i prodotti tipici di quel territorio trasformati da ottimi cuochi dei ristoranti e che non è semplice, è facile dire vengo là, mangio bene, ragazzi, non è facile. Ecco. Quindi per me posso solo concludere e nel ringraziare per troppa stima che avete avuto, ma vi invito al Palio perché finché tu non vieni al Palio non capirai il Palio quanto importante è. Quindi a chi mi sta ascoltando, sperando che Dio ci lasci delle giornate bellissime in quei giorni come ho avuto la fortuna in questi 2 anni, venite perché vi innamorerete e vedrete che tornerete ogni anno. Grazie. Buongiorno a tutti. Cosa posso dire? Io rappresento i ristoratori, si vede. L'obiettivo è stato, insieme a un piccolo briefing con il consigliere Giovanni Mondin e il presidente Dino, alla fine nella cucina dell'evento Palio non troviamo una mera
un mero servizio di ristorazione, bensì il racconto di un territorio sotto una forma culinaria. Dietro ogni piatto che facciamo c'è sicuramente, ci sono i ristoratori, di conseguenza dei produttori locali, c'è la professionalità di persone che tutti i giorni ci mettono amore e passione per lo sviluppo del piatto, e abbiamo creato questa sinergia per alleviare, collaborare e dare una mano, un supporto ai volontari della cucina, agli alpini e a tutti i volontari, che si è visto essere una soluzione interessante, curiosa, anche per i cittadini di Montebelluna, se non sbaglio, Presidente, nel senso che abbiamo avuto belle soddisfazioni. Questo mi ha dato soddisfazione sicuramente in prima persona, e a tutte le persone che hanno collaborato per appunto cercare di portare i piatti della tradizione, della storia, della tradizione veneta, che nelle famiglie le nonne, le massaie quotidianamente preparavano, cercare di metterli a puntino e darli in mano agli alpini e alla cucina del Palio, che servono, che danno la possibilità, insomma, di deliziare i palati di tutti i partecipanti. Insomma, questo è stato il nostro supporto, fatto con grande piacere, e devo dire siamo stati molto onorati, insomma, di questa collaborazione. Grazie infinite, e grazie al nostro caro amico Claudio Borgia per averci invitati. Grazie. Grazie al Presidente Dino Bottin e grazie a Edi Cescato. Chiamo qui, invece, parlavamo prima di futuro, di tecnologia, di innovazione, c'è la nuova app, chiedo di essere velocissimi così riusciamo a stare nei tempi, a chi ha creato l'app, quindi Nicola Farma, l'ideatore dell'app, chi l'ha realizzata materialmente, li chiamo qui, Nicola Mazzocato e Luca Mazzocato. Grazie a tutti. Noi ci siamo occupati dello sviluppo dell'applicazione ufficiale del Palio. L'applicazione è stata presentata il 5 giugno e vanta già circa 2000 utenti. E perché è stata creata? Sicuramente perché vuole concentrare tutte le informazioni che arrivano dall'esterno in un unico punto, sempre a portata di mano. Nell'applicazione potremo trovare tutti i tempi storici delle varie contrade, compreso l'Albo d'Oro, ma possiamo trovare anche la parte di eventi e programma, quindi possiamo consultare tutti gli eventi futuri, possiamo vedere le notizie che sono prese direttamente dal sito ufficiale, e per mantenere sempre più attivi gli utenti manderemo anche delle notifiche quando un evento sta per accadere, in modo che tutti all'interno del Palio e la comunità di Montebelluna sia al corrente di quello che succede durante la settimana del Palio, ma non solo, perché l'applicazione del Palio è pensata sia per il periodo Palio, ma non vuole essere disinstallata a fine settembre, vuole essere viva per tutto l'anno, perché ci stiamo concentrando anche a includere eventi che c'entrano con Montebelluna e non per forza con il Palio. E un'altra parte dell'applicazione molto importante è la mappa, dalla quale possiamo consultare sì i punti più interessanti del Palio, ad esempio per chi viene da fuori può vedere gli attraversamenti pedonali, i parcheggi e punti di questo genere, ma può anche vedere tutto il territorio, quindi vedere i punti più importanti del territorio, quindi che lo caratterizzano e che magari sono luoghi che noi vediamo di solito ma che non abbiamo mai approfondito abbastanza. Ecco, quindi serve anche appunto per coinvolgere di più le persone sul nostro territorio e interessarle sempre di più. Grazie. Grazie a voi, e chiamo invece il responsabile comunicazione, Marco Tocchetto. Salve a tutti. Allora, di base ringrazio l'Ente Palio per aver dato a me, la mia agenzia e a tutto il team che ho dietro, giustamente perché è difficile fare un progetto del genere da solo, la fiducia sia l'anno precedente che l'anno scorso. Ho visto che sono rimasti tutti soddisfatti per quanto riguarda la comunicazione già dell'anno precedente e soprattutto con la chiusura del video dello scorso anno. E di base, dato che ho pochissimo tempo per andare a spiegare, essenzialmente
noi dall'anno scorso abbiamo deciso di andare a parlare un po' più nel profondo di quella che è la storia di Montebelluna, per andare a prendere anche un target più giovane, ok? Quindi di spiegare tutto quello che c'è dietro, come è nato, e tra i vari format abbiamo implementato l'inserimento delle contrade, in maniera tale da andare a raccontare dei simboli, dei luoghi della frazione, della contrada, in maniera tale da raccontarla anche da un occhio esterno di Montebelluna, per invogliare effettivamente a raccontare il territorio. Poi tra i vari format ci sono anch'io che faccio, diciamo, la parte un po' più stupida, tra virgolette, diciamola così, che è esattamente simpatica, che è un modo, diciamo, per prendere quella fascia d'età più giovane, ma anche per prendere quella più adulta, diciamo così, per invogliare effettivamente le persone a comprendere l'evento in maniera più simpatica. E come appunto si vede anche dal video che è lì a destra, abbiamo implementato la mia figura, che è un po', tra virgolette, il volto dell'evento, in maniera tale anche che nel momento in cui una persona vende un contenuto, una foto e quant'altro online, vada a collegare appunto il volto a quello che è l'evento. Diciamo un po' abbiamo seguito l'evoluzione social degli anni, riportandola anche su un evento, e dai numeri appunto che abbiamo fatto l'anno scorso circa siamo sui 5 milioni dal 1° di giugno all'8 di settembre, mentre questi qua sotto Instagram e Facebook è l'inizio appunto di quest'anno. Obiettivo, si spera di superare gli 8 milioni e vediamo appunto come andrà. Grazie Marco. Numeri importanti, come avete visto. Allora abbiamo cercato di racchiudere in brevissimo tempo quello che è la 36esima edizione del Palio. Non mi resta che augurarci appunto che veniate a trovarci la prima domenica di settembre e nella settimana del Palio. Ringrazio Claudio, a cui ripasso la parola. Grazie. Credo che sia opportuno invitare qui sul palco un'amica, ma soprattutto un amministratore locale che rappresenta il turismo e quindi il nostro territorio, che è appunto l'assessore al turismo Deborah Varaschin. Grazie Claudio, oggi in verità sono qui in doppia veste, come spettatrice, come assessore al turismo, ma delegata della Strada del Vino, che da quest'anno diventa, anche dell'anno scorso, ma quest'anno in maniera più importante, partner del Palio del Vecchio Mercato. Io porto i saluti appunto della Strada del Vino Asolo e Montello, del suo presidente Simone Rec, che vi saluta calorosamente, ma purtroppo non può essere qui oggi. Noi ringraziamo il Palio, Dino Bottin e tutti i collaboratori per aver accettato questa nuova collaborazione che ci vedrà protagonisti già oggi, ma all'inizio del Palio del Vecchio Mercato. La Strada del Vino Asolo Montello riunisce oggi più di 90 soci, 40 cantine, 18 comuni, 5 associazioni di categoria e oltre 30 tra ristoratori e strutture ricettive. Produttori, agricoltori, ristoratori, strutture ricettive, associazioni, operatori turistici ed enti locali, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare in modo coordinato le eccellenze dell'Asolano e del Montello. Dopo la ripresa dell'attività, cessata per un breve periodo per la morte della contessa fondatrice che ha voluto la Strada del Vino, la contessa Diamante, la strada sta diventando un punto di riferimento per il nostro territorio, per l'enogastronomia e per tutto il reparto vitivinicolo, contribuendo a mettere in rete competenze, professionalità e risorse che rappresentano l'identità più autentica: il vino, l'olio, i prodotti tipici, il patrimonio culturale, il paesaggio e l'accoglienza. Questa, in poche parole, è la Strada del Vino Asolo Montello, che oltretutto si interfaccia in maniera costante e sinergica con tutte le altre strade del vino a livello nazionale, per far sì che il nostro territorio venga conosciuto appunto anche a livello nazionale grazie alle altre strade del vino. Accanto all'attività di promozione delle produzioni locali, la Strada del Vino ha sviluppato e sostenuto numerose iniziative capaci di coinvolgere residenti e visitatori. Tra queste le Notti del Vino, che vi rivedremo tra un pochino il 1°
aspettando il Palio il 1° settembre, format nazionale dedicato alla cultura vitivinicola, i 100 orizzonti del vino, che valorizza in modo diffuso le eccellenze del territorio, e Asolo Montello Fest, insieme a numerosi progetti dedicati alla formazione, come il patentino dell'ospitalità nell'Asolano, all'accoglienza e alla promozione turistica a livello regionale, perché facente parte della DMO, che è quell'entità che governa a livello provinciale e si coordina a livello regionale il turismo nella Regione Veneto. Il valore della nostra associazione risiede proprio nella capacità di creare relazioni e progettualità condivise. Oggi chi visita un territorio non cerca soltanto un prodotto, ma un'esperienza completa, fatta di paesaggi, cultura, tradizioni e incontri autentici. Per questo riteniamo particolarmente significativa la collaborazione con il Palio del Vecchio Mercato, una manifestazione che negli anni ha saputo crescere fino a diventare un appuntamento di riferimento per Montebelluna e per l'intero territorio sovracomunale, regionale e, come abbiamo detto prima, anche nazionale, grazie soprattutto anche ai media in questo periodo. Siamo inoltre orgogliosi che questo percorso possa aprirsi, come dicevamo prima, con Aspettando il Palio le notti del vino, in programma il 1° settembre, un'occasione concreta per valorizzare le produzioni locali, favorire la partecipazione della comunità e accogliere i visitatori attraverso un'esperienza che unisce cultura, tradizione ed enogastronomia. Nel contesto della struttura del Palio troveranno spazio vini, prodotti del territorio, buon cibo e molto altro ancora. Grazie a Dino Botin per aver accettato questa sfida insieme con noi. Crediamo che il futuro della promozione territoriale passi sempre più attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni, imprese, volontariato e comunità locali. Solo lavorando insieme possiamo costruire una proposta forte, riconoscibile e capace di raccontare al meglio la ricchezza delle nostre terre. La sinergia tra la strada del vino Asolo Montello e il Palio del Vecchio Mercato va proprio in questa direzione. Valorizzare l'identità del territorio e trasformarla in un'opportunità di crescita culturale, sociale ed economica. Ringrazio anch'io tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di questo progetto e sono certa che l'edizione 2026 sarà un'ulteriore occasione per far conoscere ed apprezzare le eccellenze, le tradizioni e l'ospitalità che contraddistinguono il nostro territorio. Grazie a tutti quanti voi, io mi associo ai ringraziamenti fatti precedentemente non solo all'Ente Palio come Dino Bottini, Monica Guarnier, ma soprattutto alle contrarie e a tutti i volontari che fanno sì, come diceva bene il Presidente Dino Bottini, che il Palio possa raggiungere quella vetta che è sempre più vicina, perché devo dire che negli ultimi anni il Palio ha veramente toccato il massimo livello per tutto quello che sta facendo. Qui avete letto quello che è un po' la strada del vino, ma sinceramente molto di più di quello che è per me il turismo. È appartenenza, territorio, capacità di trasmettere valori, capacità, come diceva bene prima Cescato, di trasmettere quelle opportunità che ha tanto da dare il nostro territorio e molto spesso sottovalutate perché non siamo capaci di vederle quanto belle e quante buone sono. Grazie. Visto che stiamo presentando il Palio di Montebelluna, che è tante cose, ma soprattutto una manifestazione sportiva, e visto che Montebelluna, come sanno tutti, è città dello sport, sono a chiedere di intervenire anche all'assessore allo sport Andrea Marin, coadiuvato dall'assessore all'ambiente Gaetano Innocente e al consigliere comunale nonché alpino, nonché primo tra i volontari dei volontari, Giovanni Mondin. Ciao, qua risparmiamo per quello. Intanto grazie dell'invito Claudio, ovviamente sei dimagrito, sì, si vede. No, allora, come diceva Claudio, è anche sport, siete degli eroi, ve lo dico, perché è una fatica immane andare fin lassù e lo sapete, quindi fate grande Montebelluna, davvero chi vi guarda, chi vi guarderà deve prendere esempio, soprattutto con i giovani, per la passione, la volontà, il sacrificio che ci mettete per, ripeto, creare una Montebelluna sempre più grande. Io non mi dilungo, voglio farvi un grosso in bocca al lupo, che vinca chi ne ha di più, quindi evviva il Palio, evviva le contrade, evviva Montebelluna.
ci avviamo ovviamente alla conclusione. No, con te, cioè, me la sa, venduto, ma... Boicottaggio, l'assessore che abita con te, tra l'altro, quindi... Adalberto, se vuoi venire su qui. Come dicevo, per concludere, insieme appunto al sindaco Adalberto Bordin e al presidente dell'Ente Palio abbiamo insieme deciso di far partire il lungo percorso che speriamo possa portare il Palio di Montebelluna a diventare un grande evento della regione del Veneto. È un percorso tortuoso, molto burocratico, ma cercheremo insomma di darci da fare, anche perché e vinceremo anche questa sfida, perché come dovete sapere Montebelluna e i montebellunesi sono riusciti a far calzare scarpe e scarponi a tutto il mondo e riusciremo a fare anche questa impresa. A tutti coloro i quali ci stanno ascoltando e ci stanno guardando dai vari social network, dico loro di venire a Montebelluna, di venire sempre a Montebelluna, di venire in questa settimana che va appunto dal 1° al 7 di settembre 2026, perché non c'è solo la gara, ma ci sono tantissime emozioni. C'è la nostra... le nostre serate animate ogni sera con vari spettacoli, c'è la cucina, ci sono i volontari, ci sono le damigelle, c'è il mercatino, c'è tantissimo, c'è il palio femminile e c'è il palio maschile, ci siamo tutti noi montebellunesi. Come avete potuto vedere quando parlavamo della nostra città e del nostro palio, ci siamo un po' emozionati, avevamo un po' gli occhi lucidi e soprattutto il sorriso, perché noi amiamo profondamente la nostra città, la nostra comunità, il nostro palio, le nostre contrade. Siamo una comunità forte e coesa ed è per quello che non vediamo l'ora di accogliervi nella nostra città in quella che sarà una manifestazione bellissima per il 36esimo anno di fila e che porterà Montebelluna a essere al centro del palcoscenico della Marca Trevigiana e della regione del Veneto. Grazie mille a tutti, viva Montebelluna, viva il palio di Montebelluna, viva le contrade e tutti i volontari. Grazie mille a tutti.